Secondo Corinzi, capitolo 2. Perché Paolo non è chiuso a Corinto? Aggiù pensate non venire da voto in mezzo a voi, per non vi far regnare afflizione. Perché se mi mette a regnare afflizione a voi, chi mi potrà regnare prezzo? Certo non sarà capace di fare che è stato addolorato a me. E proprio per questo vi sto scrivendo, perché se fosse venuto, sarei stato addolorato io, proprio da tutte le persone che mi variano. Me ci fa regnare prezzo. Perché sono sicuro che pure voi siete contenti quando sto rendendo prezzo. Io vi scrivete che la prima lettera in un momento di un'afflizione assai rossa e con il cuore mio chino scurore e in fra tante lacrime. Non tenevo però nessuna intenzione per regnare afflizione, ma solo per far sentire tutto l'amore mio che porta in il cuore mio per ognuno di voi. Perdonavo colpevole. Se qualcuno mi ha fatto addolorare, ha fatto addolorare pure a voi. E ha passato per quello che ha fatto che l'infamità, già chi lo castiga che la maggior parte di voi la rata. Ma invece la vita perdonata e la vita consolata, perché quell'afflizione assai rossa non lo portasse in da casa riavola. E proprio perché essa voglio invitare a fare ogni cosa perché potesse essere regnuto tutto l'amore vostro. Avevo scritto per vi mettere a provare, per vedere se io vero mi state a sentire. Se voi perdonate a qualcuno, state sicuri che perdono pure io. E quando perdono, se tengo qualcosa da perdonare, lo faccio per l'amore vostro innanzi a Cristo. Perché noi sappiamo buone tutte intenzioni di Satanas e non vogliamo per questo, che mai rinde in mano sua. L'ansia Paolo ha trovato. Quando arrivai a trovato, il Signore mi retta un'occasione buona e per regalare il Vangelo suo. Ma con tutto questo era assai voluto, perché in quella città non avevo trovato un frate nostro Tito. E a così salutai tutti quelli che stavano in quella città e trovate, e partì per la Macedonia. Vincitore con Cristo. Ringraziamo a Dio che ci fa sempre trionfare insieme con Cristo, per mezzo di noi sta facendo spandere, rinda tutte i pizzi, tutta quella conoscenza di Cristo, come un profumo. Noi siamo come aquilo profumo in scienza, che sai innanzi a Dio, per mezzo di Cristo, non solo per tutti quelli che stanno in coppa a vivere la salvezza, ma pure per tutti quelli che stanno in coppa a che la vivere la nazione. Perché chi sturduma è una dore e morte, che porta in da morte. Per tutti quelli che stanno invece in coppa a vivere la salvezza, è un profumo e vita, che porta in da vita. Chi mai potrà essere all'altezza di questa missione? E in ogni maniera, noi non ci comportiamo mai come apparecchi che stanno facendo un truvo la parola di Dio. Perché noi parliamo sempre con la franchezza innanzi a Dio, che ci ha mandato per mezzo di Gesù Cristo.